Cosa abbiamo in più dalla Svezia, Presidente? Ma noi abbiamo intanto un hub degli sport invernali famoso a livello internazionale, il patrimonio dell'umanità che sono le Dolomiti UNESCO, abbiamo il sole, non dimenticatelo, abbiamo il sole, abbiamo il bel tempo, abbiamo neve, abbiamo infrastrutture e abbiamo oggi una campagna di investimenti paurosa. Pensate che abbiamo solo 242 milioni di euro investiti per il Mondiale 2021 per le infrastrutture. Cioè noi siamo in grado di consegnare alle Olimpiadi 2026 un contesto che è unico nel suo genere e che sarà assolutamente tagliandato al 100%. È ottimista. Io sono ottimista, guardate che già avere la commissione CEO, i valutatori, vuol dire che siamo sulla strada buona. Siamo a rush finale, il 24 giugno a Losanna diranno o noi o la Svezia e noi dobbiamo giocarsi tutte le nostre carte. Sappiamo che abbiamo un ottimo dossier, questo ce lo riconoscono tutti. Abbiamo avuto, secondo me, l'intelligenza, lasciatecelo dire, e anche la perspicacia di mettere in linea delle realtà uniche. Milano, una città a visibilità internazionale, con Cortina che è la sede degli sport invernali più famosa al mondo, il Veneto, il patrimonio dell'umanità, le Dolomiti, Venezia, con la Lombardia, Bormio, la Valtellina. E abbiamo le due province autonome, cioè un'Olimpiadi così corale non si era mai trovata nella storia delle Olimpiadi.